questa sera. Io questa sera, io sono un ingegnere, ecco, non sono un insegnante, un docente universitario, ma e vi parlerò poi di un'esperienza, diciamo così, una buona pratica che riguarda la gestione sostenibile del territorio. E proprio la settimana scorsa, anzi il 12 di novembre, ero poi qui all'Università di Padova, qualche ora prima che la città di Venezia, ecco, venisse funestata, diciamo così, dalla furia, ecco, degli elementi. E stavo parlando proprio di strumenti, ecco, di gestione condivisa del territorio, strumenti di gestione sostenibile del territorio, come i contratti di fiumi di cui parliamo questa sera, e il piano delle acque, e poi abbiamo parlato anche del MOSE, ecco, e anche in quella, diciamo così, è stata una digressione, ecco, del seminario. Abbiamo parlato poi anche, diciamo così, dell'alluvione del 1966. Dico, la premessa è questa: primo, non porto sfortuna, ecco, quindi anche se ne abbiamo parlato quel giorno lì, non dipende da me. Invece questo significa che abbiamo tutti quanti la consapevolezza del fatto che, diciamo così, abbiamo testimonianze, evidenze scientifiche, che c'è un degrado delle componenti ambientali e che questo degrado, naturalmente, quindi abbiamo parlato, no, delle emissioni in atmosfera della CO2, l'inquinamento atmosferico, l'innalzamento della temperatura. Qui vedete ad esempio un'altra testimonianza di cui tutti noi siamo consapevoli, cioè l'innalzamento del livello medio del mare a Venezia. Quindi vedete sempre dal 1870 ai giorni nostri, e poi vedete anche nelle altre, diciamo, negli altri grafici, ecco, anche la distribuzione, come è aumentata la distribuzione della frequenza, insomma, la frequenza, ecco, delle maree che superano i 110 cm o i 120 cm a Venezia. Quindi tutto questo, ecco, ci conforta nel fatto che sì, anche noi siamo testimoni di questo degrado delle componenti ambientali, ma vorrei anche dire anche, in qualche modo, anche del degrado della democrazia nel processo, o della democraticità, ecco, nel processo decisionale, quando si decidono gli interventi da realizzare per contrastare gli effetti o per migliorare la resilienza agli effetti del cambiamento climatico. Anzi, meglio, visto che parliamo di narrativa, come diceva il professor De Marchi, usiamo anche i termini, diciamo così, che usano correttamente i linguisti, cioè del surriscaldamento globale. Ecco, dicevo questo, quindi abbiamo un degrado da una parte, no, delle componenti ambientali del territorio, e anche, naturalmente, secondo me, anche un degrado, appunto, della democraticità del processo decisionale, tanto più che anche lo stesso Luca Mercalli, che è un abilissimo, ecco, celeberrimo divulgatore scientifico, dice: ma sì, è importante il lavoro che stiamo facendo, che sta facendo in particolare diciamo, il movimento, ecco, Friday for Future, è molto importante perché aumenta la consapevolezza, no, diciamo, della comunità su questi temi, quindi ha il merito di aver portato al centro dell'agenda politica questo tema, perché c'è il rischio, naturalmente, che poi invece si arrivi, ecco, a decidere, quindi, di fare degli interventi, magari non in maniera condivisa, ecco, ma c'è il rischio, appunto, che ci sia una deriva autoritaria a un certo punto, cioè c'è il rischio alla fine che si arrivi tardi, diciamo così, ecco, ad avere questa consapevolezza di questa crisi climatica che stiamo vivendo, e quindi c'è il rischio che arriviamo anche in qualche modo ad una ecodittatura, quindi alla fine ci imporranno di fare delle scelte. Per questo, nel piccolo, diciamo così, ecco, io come ingegnere idraulico e ambientale, da anni seguo un movimento, quello dei contratti di fiume, che cerca di proporre
ecco, dei percorsi di democrazia partecipativa, diciamo così, di condivisione, ecco, per realizzare azioni concrete nella quotidianità e nella prossimità, ecco, al fine appunto di migliorare le componenti ambientali di un bene collettivo, il fiume e il territorio, e anche, poi vedremo, anche con azioni concrete, anche per contrastare, o per migliorare, diciamo, la resilienza, e quindi anche per contrastare gli effetti appunto della crisi climatica e della biodiversità. E tutto questo percorso che abbiamo inaugurato da anni conduce alla fine a realizzare, a proporre un programma d'azione con delle azioni concrete, ecco, proprio con questi obiettivi qua. Quindi che cos'è un contratto di fiume? Possiamo dire che possiamo definirlo in tanti modi diversi, è uno strumento di pianificazione strategica, è un accordo volontario, è uno strumento di pianificazione integrata, ma a me piace la definizione che ne dà il professor Massimo Bastiani, che è il coordinatore del tavolo nazionale dei contratti di fiume, e che definisce, che tra l'altro so che è stato invitato più volte dal professor De Marchi, definisce appunto questo processo come un percorso di democrazia partecipativa finalizzato proprio al miglioramento delle componenti ambientali del fiume e del territorio. Qui vado via veloce perché sono in ritardo, ho messo moltissime anch'io slide che magari vi lascerò, ecco. Ma qual è il senso appunto di questo percorso? Ecco, noi abbiamo che nella gestione di un corso d'acqua, che è un bene prezioso, un ecosistema complesso che noi abbiamo alla nostra portata e che ci fornisce naturalmente anche beni e servizi ecosistemici importanti, ecco, ci sono molti aspetti che riguardano la gestione del fiume, e tra l'altro, quindi dall'uso del suolo, la sicurezza idraulica, ad esempio, questa sera Salvatore mi aveva chiesto proprio di parlare specificatamente della pericolosità idraulica. Ecco, è uno dei temi che generalmente, naturalmente riguarda il corso d'acqua, ma che si affronta, cioè uno degli assi strategici che si affronta all'interno di questi percorsi di democrazia partecipativa, quindi la qualità delle acque, la fruizione condivisa di questi beni collettivi. Nella gestione dei corsi d'acqua sono coinvolti moltissimi enti, dai consorzi di bonifica alle amministrazioni comunali, al gestore del servizio idrico integrato, e tantissimi. E naturalmente la gestione comporta una sovrapposizione di queste competenze, e qualche volta anche in maniera conflittuale. Spero di non impedirvi la visione, no? Mi metto seduto? O va bene così? Va bene così. Ecco. Allora, l'obiettivo naturalmente di questi processi è quello, diciamo così, di armonizzare le decisioni nella gestione e magari in qualche modo di portare sul tavolo della gestione, ecco, di questo bene collettivo tutti i soggetti, tutti i portatori di interesse, che naturalmente che significa portare sul tavolo sia la componente istituzionale, sia quella produttiva, sia naturalmente la componente sociale o associativa. Ecco, qui ad esempio io vi mostro, io sono stato coordinatore tecnico di uno di questi processi dal 2014 al 31 marzo 2019, questo che è il contratto di fiume Meolo Vaglio Musestre, che sono 3 piccoli corsi d'acqua di Risorgiva tra Sile e Piave. E come vedete in questo percorso noi abbiamo coinvolto amministrazioni comunali, 6, il consorzio di bonifica e poi associazioni ambientaliste, pescatori, eccetera. Ecco, quindi il contratto di fiume in Italia ha una vita più o meno ventennale, è stato importato, diciamo così, questo modello più o meno nel 2002, però prima in Francia, già dal 1980, veniva praticato. In Francia con un modello più, diciamo così, concertativo, in Italia ha via via assunto appunto questa vocazione più partecipativa. Nel 2015, soltanto nel 2015 sono stati definiti i requisiti qualitativi di base di questo processo, e poi nel 2016, a fine 2016, questo tipo di percorso partecipativo volontario è stato poi anche riconosciuto nell'apparato giuridico italiano nel decreto legislativo 152/06, l'articolo 68 bis.
L'architettura di questo percorso prevede che ci siano 3 soggetti, 3 organismi. C'è una segreteria tecnica che organizza il percorso partecipativo, un comitato istituzionale nel quale appunto sono rappresentati sia la componente associativa, sia quella istituzionale, sia quella produttiva, che ha una funzione esecutiva, e poi invece un organismo che ha una funzione sia, diciamo così, consultiva, ecco, che ha elaborativa, consultiva e deliberativa, che è l'assemblea di fiume, alla quale tutti possono partecipare. Il percorso prevede 6 fasi. Una prima fase che è diciamo così, la sottoscrizione di un manifesto degli intenti, in cui si dichiarano gli obiettivi strategici di massima. Una seconda fase di condivisione della conoscenza, quindi dei saperi, della conoscenza diffusa, ecco, nel territorio, nella comunità. Una terza fase in cui si definiscono gli obiettivi strategici, quindi potremmo dire una prima fase in cui si definisce, cioè la seconda fase è quella in cui si definisce il punto di partenza, quindi cosa si conosce del territorio. Nella terza fase invece si definisce una visione sul futuro, quindi dove si intende arrivare, e poi nella quarta fase si definisce un programma di azioni concrete per raggiungere l'obiettivo che ci si è posti in un futuro remoto. Poi una quinta fase che è la contrattualizzazione, cioè tutti gli enti sottoscrivono l'accordo, e poi il monitoraggio. Questi sono i corsi d'acqua, ecco, i fiumi Meolo, Valle e Musestre, poi ce ne sono degli altri di Risorgiva. E qui vi mostro le fasi propedeutiche, cioè l'analisi dei portatori di interesse, la stakeholders analysis, in cui si individuano i soggetti che sono da coinvolgere per rendere efficace il processo, e i soggetti naturalmente che in qualche modo esercitano con influenza nel processo. E poi abbiamo cominciato tutta una serie di attività, anche con delle tecniche partecipative innovative per questo tipo di processo, quindi tecniche come ad esempio la Open Space Technology, cioè puntando molto sulla creatività e sulla responsabilizzazione della comunità. Poi con altre tecniche ancora, la World Café e via dicendo, e abbiamo definito in questi primi incontri 6, poi diventati 7, assi strategici. Uno ad esempio è quello della qualità delle acque, un altro è quello della pericolosità idraulica o rischio idraulico, e poi la valorizzazione ecoturistica del territorio e via dicendo. Un ultimo tema era quello appunto legato al surriscaldamento globale e la gestione sostenibile della rete idrografica minore e minuta. Quindi la seconda fase ha visto diciamo così, l'individuazione di quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza del sistema fiume e territorio. In questa fase qui abbiamo puntato molto sulla diagnostica partecipativa, portando la comunità lungo i fiumi, quindi ognuno con i propri strumenti di analisi scientifica e culturale sui 6 o 7 temi strategici che avevamo individuato, indicava quali erano i punti di forza e di debolezza. Per capirci, ad esempio, se il tema era quello del pericolo idraulico, ciascuno, con le proprie nozioni scientifiche, indicava in questa mappa di comunità quali erano i punti di forza, diciamo così, nel rischio idraulico, sostanzialmente tutti i punti di debolezza che il sistema offriva, o che, diciamo così, nel sapere diffuso, ecco, venivano censiti. E qui vi mostro diciamo così, tutte le escursioni, quelle che noi chiamiamo appunto le passeggiate progettanti, che sono state realizzate lungo i fiumi. Tutto questo, anche con iniziative anche, diciamo così, potremmo dire ricreative, ecco, o anche conviviali, tutto questo ha concorso alla realizzazione di una mappa di comunità in cui appunto si individuavano tema per tema i punti di forza e i punti di debolezza. Eccolo qui. Quindi lo stato diciamo, della conoscenza locale, ecco, i saperi locali, sono stati poi messi a sistema con lo stato, diciamo, della conoscenza tecnica. Quindi, ad esempio, sempre continuando sul tema appunto del pericolo idraulico,
il sapere, diciamo così, locale, ecco, sulle criticità idrauliche è stato messo a confronto con invece le conoscenze tecniche dell'ente cui compete la gestione, in questo caso, anche se ci sono, diciamo, diversi ranghi, ecco, di pericolosità idraulica, ma in questo caso è stato messo a confronto con le conoscenze tecniche del consorzio di bonifica, e da questo appunto si è ottenuto una sintesi, quindi, che poi è stato condensato in un report preliminare del quadro di conoscenza. Quindi per ognuno dei 6, poi diventati 7 temi, assi strategici, è stato individuato il punto di partenza, quindi lo stato di conoscenza iniziale. A questa seconda fase è seguita una terza fase, che era quella della elaborazione della visione strategica. Quindi, definito il punto di partenza, stato di conoscenza, diciamo così, dello stato attuale, si definivano gli scenari futuri. Quindi si immaginava, tema per tema, quale fosse l'obiettivo che la comunità si pone di raggiungere. Quindi, ad esempio, sempre parlando della sicurezza idraulica, naturalmente uno dice, beh, io so che il sistema, il fiume, il territorio è afflitto, ecco, da queste criticità, mi aspetto nel 2050, in un futuro remoto, che invece queste criticità siano eliminate. E quindi eccoli qua tutti i laboratori di visioning che abbiamo realizzato. A questo punto abbiamo sintetizzato tutto in un documento strategico che poi abbiamo sottoscritto, tra l'altro per la prima volta alla presenza del Ministro dell'Ambiente, quindi per la prima volta è intervenuto un Ministro dell'Ambiente ad un'iniziativa dei contratti di fiume. E qui poi è stato sottoscritto da numerosi enti e soggetti. Ecco. Però noi, diciamo così, ecco, come processo abbiamo cercato di fare qualcosa di più, cioè abbiamo cercato non solo di percorrere il percorso, diciamo così, ecco, ortodosso previsto dai requisiti qualitativi di base, abbiamo cercato anche di ricreare, ricostruire il rapporto identitario fra comunità e fiume, anche con iniziative, diciamo così, ecco, come queste, di creative, portando proprio la comunità lungo i fiumi. Ad esempio il Big Jump che si celebra ogni più o meno a metà luglio, oppure come concerti alla mattina o altre cose simili. Ecco. Abbiamo anche dato un contributo importante partecipando al tavolo nazionale dei contratti di fiume, e la nostra iniziativa nel nostro piccolo è stata così interessante, tanto che lo stesso Luca Mercalli ha ritenuto, bontà sua, opportuno dedicarci anche un bellissimo documentario di 11 minuti che ancora trovate su YouTube, ecco, quindi che è andato in onda su Rai 3. Allora, noi adesso siamo arrivati alla quarta fase, in realtà, cioè alla definizione del programma d'azione. Prima abbiamo realizzato un documento strategico che analizza naturalmente tutti quanti i documenti, i progetti di pianificazione esistenti. Perché era importante questa fase? Perché il primo programma d'azione concreto lavora molto sulla consapevolezza delle risorse che già ci sono. Quindi si individuano nei piani e nelle pianificazioni esistenti già quelle che sono le risorse che, come dire, il sistema è in grado di investire o che sono coerenti, ecco, con gli obiettivi strategici del nostro percorso. Ed è in questo modo, le faccio, ecco, breve, ecco, per non tediarvi ulteriormente, ma con questo modo siamo arrivati a metà marzo, e sarebbe dovuto essere sottoscritto il 21 marzo, così mi era stato garantito, siamo dovuti arrivare alla sottoscrizione, diciamo così, di questo programma d'azione che contemplava oltre 70 azioni per un valore di 53 milioni di euro. Quindi, pur essendo uno strumento molto piccolo, ecco, no? E molto fragile se vogliamo, e anche molto complesso e difficile da portare avanti, ecco, vedete che siamo riusciti comunque a dimostrare che esiste nel territorio, questo territorio che è anche modesto, insomma, ecco, però esistono risorse che sono coerenti con gli obiettivi strategici che noi come comunità, e io come coordinatore tecnico, ma che la comunità aveva individuato. Purtroppo, però, dal 31 di marzo, quando è scaduto il mio mandato, le amministrazioni comunali e tutti i soggetti del comitato istituzionale poi non hanno più portato in esecuzione
non so spiegarmi la ragione, il programma d'azione. Questo però, devo dire la verità, che è in qualche modo la sorte che ha contraddistinto tutti quanti i percorsi che sono stati attivati in Veneto, purtroppo. Siamo arrivati, cioè quasi tutti, a sottoscrivere il programma d'azione, ma poi non è più seguita, cioè da quel momento in poi, nel momento in cui tutti quanti i soggetti che avevano condiviso un lungo percorso insieme, no? Di condivisione della conoscenza, di condivisione degli obiettivi strategici e poi anche di condivisione del programma d'azione, poi non è più stato portato in esecuzione. Cioè nel momento in cui si doveva assumere la responsabilità anche di azioni che sono già finanziate, già pianificate, ma non si è più fatto l'ultimo diciamo così, passo. Ecco, in questo voglio dire che naturalmente chiedo anche un sostegno, ecco, anche al movimento di Friday for Future, proprio per dire, a questo punto diamoci una mano per sostenere anche questi processi che naturalmente sono piccoli, ma che dimostrano che tutto sommato oggi e qui possiamo agire per migliorare, diciamo così, sia le componenti, ecco, di un bene collettivo, le componenti del bene collettivo, e naturalmente anche per contrastare o per migliorare la resilienza della comunità rispetto agli effetti, ecco, del surriscaldamento globale. Ecco, ho finito, vi ringrazio.